La sabbia finissima e le acque cristalline della spiaggia dei conigli di Lampedusa, che offrono anche riparo alle tartarughe caretta caretta, confermano la prima posizione nella classifica nazionale e sale nelle classifiche internazionali, settima al mondo per bellezza, seconda in Europa. Questo secondo i risultati di TripAdvisor Travels Awards 2019. È un giudizio che ci riempie di orgoglio, commenta il sindaco delle Pelagie Totò Martello, perché viene espresso dalla gente, dai turisti. E per noi vale molto di più di certe bandierine che spesso in Sicilia vengono assegnate per motivi che poco hanno a che fare con la reale bellezza dell'ambiente. L'isola dei Conigli è molto piccola e sorge al centro di una baia. Le dimensioni sono ridotte, circa 4 km. A suscitare curiosità il nome, la cui origine è al centro di alcuni dibattiti. Secondo alcuni, a dare il nome è stato l'ammiraglio Smith, che nel 1842 la indicò come Rabbit Island nelle sue carte nautiche. Erroneamente il termine fu inteso come Rabbit con due B, da cui Rabbit Island, cioè l'isola dei conigli. In realtà il termine Rabbit era un termine arabo lingua a cui Smith forse si era affidato per riferirsi all'istmo sabbioso di circa 30 metri che si forma raramente, con la bassa marea tra l'isolotto e la costa, collegandole effettivamente l'uno all'altra. Ma al di là delle credenze resta comunque un posto magico che ha rapito anche Domenico Modugno. Poco prima di arrivare sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli, nel cuore della baia, e quasi nascosto in un vallone, si incontra quella che fu la villa in cui il cantautore italiano ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita. Fu proprio lui che coniò il termine piscina di Dio, riferendosi al mare cristallino che bagna questo luogo.